Terza corsa e seconda prova del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2023, Zeppolena Artongi, Cindy Caraf, Catman dei Greppi, 01 MMG, baciata dai Font, Commander Crow in prima fila, Blackfire Horse, Ussaro Egral, Balsamo Leone, Twitter di Casei in seconda. I favori in chiusura per 01 MMG, Manuel Pistone numero 4, macchina che comincia ad accelerare. Partiti velocissimo, 01 MMG, conquista la testa in poche battute, baciata dai Font, cerca di rilevarne la schiena e lo fa sull'errore numero di 2, Cindy Caraf, squalificato. Di Cindy Caraf, che era in seconda posizione. Vediamo però che insiste al largo, baciata dai Font, che vuole correre davanti e sfila su 0-1 dopo 400 metri in 29,6, c'è quindi parecchia spesa per baciata dai Font, che Nando Pisacani porta a condurre in 400 metri. In seconda posizione rimane 0-1 MMG, poi c'è all'esterno Catman dei Greppi che si impegna, 600 metri iniziali in 44,9. Tanto vediamo in seconda pariglia Twitter di Casei che è in scia a Catman dei Greppi, mentre al largo c'è anche Commander Crow e lungo la corda Ussaro Egral. Intanto 800 completati in 59,8, andatura quindi sostenuta per la categoria. Catman dei Greppi torna nuovamente sulla testa, va ad impegnare, baciata dai Font a 550 dalla conclusione. I due alle prese prima di affrontare la curva finale. C'è intanto anche Twitter di Casei che si propone in terza ruota e poi Blackfire Horse che scatta. Intanto Twitter di Casei in vantaggio. Twitter di Casei ha preso vantaggio, deve vedersela ora con Balsamo Leone che scatta a centropista. Ingresso in addirittura d'arrivo con Twitter di Casei che entra in vantaggio. Balsamo Leone si impegna a centropista, Balsamo Leone in vantaggio a 100 dalla conclusione. Lo scatto di nuovo di 01 MMG sul palo, 0-1, passa di precisione e vince, mentre per il terzo è forse Ussaro Egral che si impone agli avversari, ma è da vedere. Fotografia 1.15,2 ragguaglio conclusivo con 34 a chiudere, spettacolare arrivo con 0-1 MMG che sembrava chiuso alla corda e invece trova nuovamente energie per uscire all'esterno e scattare e pizzicare sul palo un Balsamo Leone che aveva fatto tutto al meglio ma ha dovuto arrendersi proprio sul traguardo al finale di 0-1 MMG. Manuel Pistone che conquista quindi i primi 10 punti della serata. Il favorito assegno ancora Andrea Vitaliano al training e non è ovviamente una novità per il Savio di Cesena. Andrea Vitaliano con Vincenzo Vitaliano proprietario e 001 MG, vedete 01 MMG che vince di precisione su un ottimo Balsamo Leone.